Allora, ci ha raggiunto per ultima, e anche lei ovviamente una lombarda doc come noi tutti qui sul palco, è bresciana, va bene, no? Un po' di ospitalità bergamasca, anche se è bresciana. Su, un applauso. È con noi adesso anche qui sul palco Maria Stella Gelmini, e lo sapete, una storica rappresentante di Forza Italia, coerentemente dai tempi della prima discesa in campo di Berlusconi ha scelto quella parte politica, ed oggi è anche la coordinatrice di Forza Italia qui in Regione Lombardia. Leggendo la sua biografia ho scoperto anche che ha fatto una tesi di laurea sui referendum di iniziativa regionale, quindi molto competente sul tema della serata, mi sa. È interessante, vero Presidente? Anche a lei la domanda che abbiamo un po' rivolto a tutti: come si comporterà Forza Italia nei lavori preparatori in Commissione e poi in aula quando bisognerà votare questo provvedimento, e più immagino dettagliatamente anche proprio il quesito referendario per far diventare la Lombardia, prima che le aboliscano, mi pare di capire sentendo PDNCD, la sesta regione a statuto speciale. Grazie a tutti, grazie alla Lega Nord, all'amico Belotti, al Presidente Maroni per questo invito, e anche per avere dato a tutti la possibilità di esprimersi su un tema assolutamente caldo quale appunto quello dell'autonomia. Ma io penso molto semplicemente che l'autonomia bisogna meritarsela, perché è sinonimo di responsabilità, di capacità di decidere, di capacità di scegliere bene. A me pare che Regione Lombardia sia stata una delle prime regioni ad inaugurare una stagione di spending review ante litteram, una regione che ha avuto la capacità e il coraggio di applicare i costi standard, di dare ai suoi cittadini servizi che sicuramente sono migliori nell'ambito della sanità, della scuola, ma non solo, rispetto ad altre regioni. Insomma, è una regione che certamente si può definire d'eccellenza sotto tanti profili e da tanti punti di vista. E allora io credo che, soprattutto dopo una legge di stabilità che, devo dire, ha fortemente penalizzato tutti gli enti locali, tutte le regioni, con un taglio di 4 miliardi che, devo dire, Renzi non ha avuto il coraggio di applicare ai suoi ministeri, e quindi ha pensato bene di rivolgersi ai lombardi, ai veneti, alle diverse regioni che evidentemente devono fargli fare bella figura senza come dire, scomodarlo dal punto di vista dei tagli a livello centrale. Beh, la misura è colma, anche perché abbiamo avuto, non per colpa di Renzi ma di Monti e di Letta, una stangata sulla casa che ha portato da 10 a più di 30 miliardi la tassazione sulla casa. Poi si parla di una tassazione sulle rendite finanziarie, ma in realtà vuol dire che sono tassati i nostri risparmi dal 20 al 26%, e da ultimo il governo ci propone il taglio agli enti locali, che già di per sé vuol dire un chiamarsi fuori rispetto alla razionalizzazione che Cottarelli aveva proposto dentro un dossier che prevedeva anche i tagli allo Stato centrale. Ma quello che io contesto maggiormente è che si tagliano allo stesso modo le regioni virtuose e le regioni che virtuose non sono, perché magari sono commissariate dal punto di vista della sanità. E tutto questo mentre si fa una legge di stabilità in deficit con delle coperture ballerine, il che vuol dire che se poi queste coperture non ci sono, perché ogni volta si parla di lotta all'evasione, ma sappiamo che da questa voce non si recuperano i grandi patrimoni, i grandi evasori. Ebbene, se dovessero scattare le tante clausole di salvaguardia di cui è cosparsa la legge di stabilità, vuol dire che si vanno ad aumentare altre tasse. C'è un rischio concreto di un aumento della tassazione dell'IVA piuttosto che delle accise. E allora è chiaro che chi ha gestito bene gli spazi di sovranità, gli spazi decisionali, come è accaduto in Regione Lombardia, credo che abbia tutto il diritto di non essere trattato al pari di un parente povero. E quindi io condivido abbastanza il ragionamento di Formigoni quando dice non ci sono più le ragioni storiche per avere un certo numero di regioni a statuto speciale e per chiedere sempre agli stessi di versare e di contribuire. E allora i casi sono due: o si dà a Regione Lombardia la possibilità, la facoltà
di essere regione a statuto speciale. Noi ci siamo in questa battaglia e ne conosciamo come dire, la difficoltà, non ci nascondiamo, non è sicuramente una battaglia facile da vincere, ma che battaglia sarebbe se non fosse una battaglia complicata e coraggiosa? Allora Forza Italia c'è, è pronta a dare il proprio contributo, ma se ci dovessero dire da Roma, come io temo, che non c'è lo spazio per creare nuove regioni a statuto speciale, allora, visto che stiamo affrontando, lo dico anche ad Alfieri del Partito Democratico, la riforma dell'architettura dello Stato, io degli emendamenti per abolire tutte le regioni a statuto speciale li ho già presentati. Quindi si tratta di trattare tutti allo stesso modo e non di avere figli e figliastri. Capisco che quando magari si ha la vicepresidente del PD che è del Friuli Venezia Giulia, convincerla che è il caso di abolire le regioni a statuto speciale non è facile, però qua non si può tagliare le risorse sempre agli stessi, non si possono lasciare privilegi in regioni come la Sicilia ed altre che hanno un numero di forestali davvero oramai non più sostenibile. Brava. E allora io credo che la regione Lombardia, che è una regione virtuosa, che ha tagliato la spesa pubblica, che ha una qualità dei servizi superiore alla media, abbia tutto il diritto di rivendicare un maggiore spazio decisionale e la possibilità di tenere, oltre all'applicazione dei costi standard, un po' di tasse qua in Lombardia, perché diversamente è difficile alzare i consumi, è difficile che la domanda riparta e che ci sia crescita e sviluppo quando le tasche dei cittadini sono vuote. Quindi io penso che sia utile la proposta di rivendicare un trattamento diverso qui. Credo che sia anche doveroso, in un tempo in cui i cittadini fanno tanti sacrifici e hanno le tasche praticamente vuote, ridurre le spese di funzionamento. E allora io ho anche presentato all'interno della riforma costituzionale la necessità di non solo di accorpare le regioni e di ridurre le spese di funzionamento. Ci sono tante piccole regioni che possono insieme costituire una grande regione e in questo modo ridurre gli emolumenti, ridurre le spese improduttive e le spese di funzionamento. Io penso che anche la macro regione, accanto ad un trattamento che non divida tra figli e figliastri per quanto riguarda le regioni a statuto ordinario e a statuto speciale, anche, dicevo, il tema della macro regione possa e debba essere affrontato subito all'interno della Commissione Affari Costituzionali della Camera, all'interno della riforma dell'architettura dello Stato. Far vedere che dopo tanti sprechi, che dopo tante situazioni davvero discutibili, si fa uno sforzo per accorpare, per ridurre le spese di funzionamento e quindi, in una parola, far costare meno la politica, io credo che sia un atto doveroso e che darebbe anche maggiore autorevolezza e maggiore credibilità alla politica in un momento in cui casi come quello di Roma sicuramente non ci aiutano ad essere credibili e danneggiano tutta la politica, anche quella onesta, anche quella fatta da persone che ci credono. Quindi se il Presidente Maroni intende, come mi pare si sia espresso in più di un'occasione, portare avanti questa battaglia sul referendum, noi di Forza Italia ci siamo.